Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic continua a destare interesse e preoccupazioni, intrecciandosi con un intrico di vicende legali e personali che coinvolgono diversi protagonisti. La serie di eventi recenti ha aggiunto nuovi elementi al complesso puzzle investigativo, mentre le analisi scientifiche e le azioni legali sembrano guidare la narrazione verso nuovi sviluppi. Una delle questioni centrali nel caso riguarda le analisi del DNA eseguite su diversi individui legati alla vicenda. In particolare, il reperto 221.909, appartenente a Claudio Sterpena, è stato completamente utilizzato durante la fase di preparazione per le analisi di laboratorio. Questo ha sollevato interrogativi sul processo, ma è stato chiarito che il campione è stato impiegato interamente per la fase analitica, non implicando l'assenza di analisi su Sterpin. Altri reperti, come il 221.904 e il 221.911, appartenenti a Sebastiano Visintin e Salvatore Nasti, sono stati invece confezionati in nuovi plichi e riconsegnati alla polizia scientifica per eventuali ulteriori indagini. Parallelamente alle analisi scientifiche, il contesto legale si è intensificato. Pier Giorgio, figlio di Sebastiano, ha manifestato l'intenzione di querelare la Marano per diffamazione, in seguito alla richiesta di questa di farlo risentire dagli inquirenti. Questo ulteriore sviluppo legale contribuisce ad accrescere la complessità della vicenda, in cui le questioni personali e legali si intrecciano in un contesto già teso. Nel frattempo, Alessia Pontenani, la paladina della povera Diana Pifferi, è stata nominata nuovo legale di Claudio Sterpena. Un cambiamento che potrebbe influenzare le strategie legali in corso e il futuro del caso. Questo permetterà eventualmente a Claudio di costituirsi parte civile in un eventuale futuro processo, ma anche di farsi giustizia contro quella serie di infamatori seriali che sembrano non dormire mai. Oltre ai conflitti legati direttamente al caso Resinovic, altre vicende legali si svolgono in parallelo. L'udienza prevista per l'11 novembre, relativa alla querela sporta da Gabriella Micheli contro Katia Motta per diffamazione e stalking, è stata rinviata ancora una volta, questa volta a causa, si vocifera, delle dimissioni dell'avvocato che difendeva la Motta. Questa pausa in attesa aggiunge ulteriori strati di incertezza al panorama legale circostante. In questo contesto complesso e in evoluzione, è stato previsto per oggi un nuovo summit della cosiddetta Banda degli Onesti, sebbene i dettagli di questo incontro non siano al momento stati divulgati. Potrebbe rappresentare un momento cruciale per delineare nuove strategie in un momento così caldo e fare il punto sui recenti sviluppi. Il caso di Liliana Resinovic continua a essere un enigma complesso, con analisi scientifiche e dinamiche legali che si intersecano in modi imprevedibili. Con ogni nuovo sviluppo, emergono ulteriori domande e possibilità, mentre le parti coinvolte cercano di far valere le loro posizioni in un clima di crescente tensione e aspettativa. Mentre i protagonisti si preparano per le prossime mosse, l'interesse pubblico rimane alto, in attesa di ulteriori rivelazioni che possano gettare luce su questa intricata vicenda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.